cercato di sbloccare la forca del carrello elevatore che si era fermata in alto, ma proprio mentre stava effettuando la manovra, l'impianto pneumatico ha ceduto e la forcella è caduta amputandogli il braccio. Il grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio alla NR Recycling di Riese Pio X. L'operaio, 42 anni del posto, è stato subito soccorso e trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Qualche ora prima, alle 7 a Mansuè, un altro incidente sul lavoro alla Legnonova nella zona industriale del paese. Un operaio 37enne è rimasto gravemente ferito ad un braccio durante le operazioni di scarico di alcuni pannelli in legno. L'uomo è stato trasportato in ospedale con l'elicottero. Sul posto, sia a Riese che a Mansuè, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale dello Spisal per accertare dinamica ed eventuali responsabilità degli infortuni. E sui due gravi incidenti sul lavoro nel giro di poche ore intervengono i sindacati. Bilancio tragico che dà la misura di quanto ci sia da fare e invece non si faccia per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, afferma Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso. Servono regole più stringenti, controlli ed ispezioni, sanzioni maggiori per chi non rispetta le norme, più formazione a partire dalle scuole, dice il segretario generale della CIS Belluno Treviso, Francesco Orru. Vicinanza ai feriti e nello stesso tempo totale preoccupazione, afferma Roberto Toigo della UIL Veneto, per una situazione che si rivela giorno dopo giorno, ora dopo ora, allarmante nel mondo del lavoro.